Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua nuovamente per la quinta puntata del Giro del Mondo in 80 giorni e con me c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera Omar. Ciao Omar. Ciao Rossella, ciao Gianluigi, benvenuti. Tutto bene? Tutto bene, grazie, fa freddissimo a Liegi, ma adesso prendo la mongolfiera e vi raggiungo. Dai. Ok, perfetto. Allora andiamo col primo brano che è Rana, Mondi e Isole. Andrea Rana, sì. La notte ormai è buia già da un po' e tutto qui mi sembra inutile, soltanto tu fra le mie idee. Stringimi, amore fragile, in questi giorni divento instabile. Mentre tutto vola via, vola via. Vedrai, vedrai, vedrai che tutto quanto passerà. Vedrai, 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 io sono qua. Vedrai, vedrai, vedrai che questo tempo passa e va. Siamo mondi e isole. Crescerai cercando la tua idea per poi cambiarla quando ormai sembrava tua, perché ogni attimo va via. Vedrai, vedrai, vedrai che questa vita passa e va. Vedrai, 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 non te ne accorgerai. Vedrai, 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 quando si abbassa la marea. Siamo mondi e isole. Le tempeste si incendiano con un po' di follia e lucidità. Le distanze non cambiano, ma con la fantasia vai dove si va. Tutto e niente è impossibile, e questa è la realtà. Vedrai, vedrai
vedrai, vedrai che questa vita passa e va. Siamo mondi e isole, noi siamo mondi, siamo mondi, siamo mondi. Bene, eccoci qua tornati. Rossella, dove vogliamo adesso? Abbiamo fatto un volo attraverso i Balcani e siamo arrivati in una città veramente magica, che è Istanbul, Meravigliosa. dove troviamo il professor Giuseppe Giacomuzzi. Buonasera Giuseppe, ciao. Buonasera. Benvenuto a bordo, Giuseppe. Allora, Giuseppe Giacomuzzi insegna in una scuola statale italiana. Sì, Raccontaci un pochino. una delle poche scuole statali italiane all'estero, che è appunto una di queste qui a Istanbul, ne abbiamo ad Addis Abeba, 2 in Spagna, a Atene e anche a Zurigo in Svizzera. Questa scuola è una delle più antiche scuole italiane, perché è nata nel 1880, diciamo, ha più di 100 anni. Perché? Perché è nata grazie alla comunità italiana che a suo tempo era una comunità nutrita, diciamo, di parecchi italiani. Ora invece la scuola è frequentata essenzialmente da studenti turchi. Abbiamo 4 sezioni e di italiani ce ne sono circa una ventina in tutta la scuola. La scuola riceve e accoglie studenti che iniziano ad apprendere la lingua italiana con l'arrivo nella nostra scuola a 15 anni. Quindi Quindi non ci sono quindi i gradi precedenti, scuola no. primaria, no. Diciamo che c'è la scuola primaria, diventerà anche statale il prossimo anno, però riservata soltanto ai cittadini italiani o stranieri, cioè non turchi, perché per il governo turco c'è l'obbligo delle scuole turche fino al termine della scuola media. In realtà, quando io ero qui fino al 2000, i ragazzi arrivavano a frequentare la scuola media nella scuola italiana, quindi arrivavano con l'età di 11-12 anni per frequentare la scuola media. Poi il governo turco ha cambiato le regole e quindi arrivano da noi dopo aver terminato le medie, senza conoscere ancora una parola di italiano, ovviamente. La scuola comunque è una scuola privata, diciamo, no? Per il governo turco, e i ragazzi pagano anche una retta per poter frequentare la scuola. I cittadini italiani invece che qui si iscrivono ovviamente non pagano nulla perché è una scuola statale, e vengono selezionati i ragazzi e qui frequentano i ragazzi che escono dalla scuola col punteggio migliore, perché di fronte a 4 classi, cioè una scelta di 80 ragazzi, una selezione in base al punteggio di uscita dalla scuola media. Il punteggio di uscita dalla scuola media in Turchia è in 5 centesimi, e da noi arrivano i ragazzi oltre i 470 punti. Quindi, diciamo, bravini, insomma. La nostra scuola, loro hanno una retta che è avvantaggiata rispetto alle altre scuole private in Turchia, perché metà dei docenti sono pagati, sponsorizzati dal Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale.
Con la certo. retta devono retribuire, diciamo, l'altra metà dei docenti, che è appunto turca, perché i ragazzi seguono due curricula, un curriculum di studi italiano del liceo scientifico e contemporaneamente il curriculum di studi turco, perché noi abbiamo appunto sia insegnanti locali turchi che insegnano le loro discipline nella lingua turca, e ovviamente il contingente di docenti italiani, qui siamo in 27 italiani, che insegnano in lingua italiana. E questi ragazzini come mai scelgono di venire in questa scuola? Perché è costosa, c'ha una selezione piuttosto alta, Ma e quindi insomma c'è questa eh, richiesta, no? la prima richiesta, diciamo, nell'ambito generale è di una scuola straniera, e quindi magari preferiscono chi ha punteggio più alto riesce a entrare in una scuola tedesca, americana, francese, che ha un costo anche molto più elevato della nostra, e però per la nostra scuola c'è così questo appeal per la lingua italiana, che qui è notevole. La lingua italiana qui ha un notevole Piace. appeal, sì, poi c'è un interesse per la lingua italiana anche e soprattutto dagli adulti molto elevato, così come c'è, diciamo, da una parte un interesse per la moda e la cultura italiana, in maniera analoga c'è questo interesse per lo studio della lingua italiana da parte degli adulti, e quindi che viene anche in alcune famiglie trasmesso ai figli, insomma, per poter richiedere poi la frequenza di questa scuola. Ascolta Quindi Giuseppe, fammi tornare un attimo indietro perché confesso che non avevo presente che ci fosse una presenza così forte italiana alla fine dell'Ottocento. Stavo anche pensando, vedi che la nostra politica estera una volta esisteva. C'erano genovesi, delle comunità appunto che ai tempi anche dell'età delle rivolte in Italia, no, a fine Ottocento, e quindi tanti profughi italiani, ma anche famiglie ricche, che appunto si trasferivano qui e si sono stabilite e hanno così costruito. immagino che era anche una zona abbastanza gettonata per via dei traffici che arrivavano dall'est, no? Certo, sempre anche ancora più oggi, no? Oggi Istanbul è il centro del mondo, se vogliamo vedere dal punto di vista geopolitico, no? In una Come posizione posizione, strategica, certo. assolutamente. Anche per le compagnie, la Turkish è la compagnia che ha Di tutto maggior numero rispetto, tra di l'altro, mete bisogna dire. maggior numero di mete nel mondo, no? Ma Quindi quindi tu respiri quest'aria veramente internazionale in quel punto lì dove ti trovi? certo, sì, è Perché sei tra due realtà no, completamente distinte, no? sì, Da una parte l'Occidente, a noi più vicino ovviamente, dall'altra parte c'è però l'Oriente, che qua difficilmente insomma arriva, se non sì. filtrato in qualche modo. Purtroppo appunto in Occidente, in Italia, ci sono un'infinità di stereotipi che permangono, no? Tra l'altro la Turchia, diciamo, rispetto a 20 anni fa, quando qui avevano anche nelle stesse scuola un'aula per fumatori Ah, e per le Infatti, strade c'erano appunto male dappertutto come i uno. vari narghilè. Ora invece c'è il divieto ovunque della scuola, e quindi la realtà è cambiata in maniera notevole, diciamo. No, ma la città, allora, io l'anno scorso abbiamo perso una coincidenza, quindi abbiamo avuto 24 ore a Istanbul e non c'ero stata per molti anni, è un'altra cosa. Cioè, quando vai all'estero hai l'impressione che l'Italia sia ferma e gli altri paesi stiano galoppando, specialmente Eh, quelli che magari ci sembravano un certo. po' più, no? Eh, Così indietro e invece.
Va bene. Anche qui io, quando sono arrivato, avevano appena iniziato a costruire la prima linea della metropolitana di un paio di chilometri, adesso sono centinaia e centinaia di chilometri, hanno il progetto per Istanbul di arrivare il comune a una rete di 1 migliaio di chilometri di metropolitana. Oltre ai ponti che sono stati fatti, mentre in Italia per fare un ponte ce ne vogliono i secoli, qui hanno fatto 3-4 ponti nel frattempo altrettanto lunghi. Adesso maggio scorso hanno reso operativo la prima centrale atomica nucleare, il primo reattore da 1200 megawatt a Cuyo, poi appunto arriveranno a 4800 megawatt e andrà a coprire circa un 10% del fabbisogno di energia elettrica. Quindi un paese che è in forte crescita, diciamo. Io Almeno per certi aspetti, insomma, diciamo. Certo. Ho visto un confronto, loro hanno adesso 80 milioni di abitanti, che sono il numero di abitanti della Germania e dell'Iran, se si volesse fare un parallelo, un confronto. Hanno avuto una crescita dal 2000 a oggi, da 200 miliardi di PIL a 800 miliardi di PIL, è quadruplicato, diciamo, il prodotto interno lordo, mentre in Italia è passato da 1.500 a 2.000, quindi una forte crescita del paese. 2009. Forte crescita. Ascolta Giuseppe, va bene, quindi e la città è sempre meravigliosa, ho visto che stanno ristrutturando, restaurando, sistemando, e quindi però è una città sempre molto affascinante, insomma. Tutta la Turchia, penso che chi appunto vuole venire a passare un periodo qui in Turchia può trovare di tutto, dalla montagna al mare, diciamo, e anche ai siti archeologici nuovi di Gebeltepe, che permetteranno anche di, diciamo, rivedere la storia un po', no? Base alle scoperte effettuate qualche anno fa e che stanno proseguendo. Va bene, grazie mille per questa chiacchierata. Va bene, no, ti veniamo a trovare. Dai, ci aspettiamo. Veniamo a trovare. Dovremmo avere 3 mesi di ferie. Per andare a trovare Per tutti i andare a nostri trovare amici tutti, in giro per il esatto. mondo. Perché Davvero, tutti ci dicono, davvero, è stato- e noi ci andremo anche volentieri, a dire il vero. Grazie Va mille, bene, Giuseppe. grazie mille. Grazie. Un saluto a voi, grazie a Istanbul. tutte, Infatti, grazie a voi, infatti. grazie a tutti, grazie mille. Grazie a te Vediamo. per averci raccontato un po' di questa bella parte d'Italia che c'è all'estero e speriamo bene. A presto. See the Ciao problem Giuseppe. lies inside in this place. This is where I sat on all the rainy days. This is where I learned to walk and spell my name. It's always been your court, I assume it's your ball. I learned to live my life in between these walls. Go and make a mark, I'm known to see how tall I am. Now that we're leaving it all day, go and find a place you can call your own. Wish each other the best and we carry on. So at least we can do. You see the problem lies in moving too fast, as if we have learned nothing from our jaded past. I was a fighter and you weren't having it. And we worked so damn hard to afford this place. I can't stand the expressions you wear on your face. Everybody knows that it's almost come to blows, and now's as good a time as any to just
get up and go and find a place you can call your own. Wish each other the best and we carry on. It's the least we can do. When we die, we go. When we fly, we go. When we're alive, we go. When we die, we go. When we fly, we go. When we're alive, we go. Go and find a place you can call your own. Wish each other the best and we carry on. It's the least we can do. Oh yeah. Go Mike Falzone e go torniamo in Italia. Torniamo in Italia. E facciamo un tuffo in Emilia o in Romagna? In Emilia Romagna, ecco. Nel senso che ci dobbiamo calare dal cestello? Dal cestello e andiamo a trovare Michele Dotti. Ciao Michele. Ciao Gianluigi, ciao a tutti, buonasera. Bentornato, Michele Dotti è il nostro educatore con 2 T. Intanto Bene, che la fa? Faenza come va? Vi siete rimessi un po' a posto? Piano piano, è stata una botta molto dura quella della doppia alluvione di maggio, ci sono ancora un sacco di cantieri aperti, è stato colpito circa 1/3 della città, quindi voi potete capire 20.000 persone, ecco, che in alcuni casi hanno perso tutto, casa, lavoro, auto, quindi veramente una situazione difficile. Piano piano si sta tornando alla normalità, ma sicuramente ci vorrà tempo, ecco. Ringraziamo ancora tutti quelli che sono venuti a dare una mano da tutta Italia, perché è stato uno slancio di generosità, di solidarietà che ci ha commosso. Bene, ma noi abbiamo chiamato Michele, oltre perché è sempre un gradito ospite, perché esce con un suono, con una sua nuova fatica, se è stata una fatica. Beh no, adesso fatica è una parola grossa, io la lascerei ai minatori. Bravo, Come dire, no? finalmente qualcuno che lo dice. No, però sì, diciamo ho lavorato tanto effettivamente, ecco, tanto lavoro, ma per me è stato un piacere. Beh, in realtà questo libro riassume anni di riflessione ed è anche molto autobiografico, quindi di fatto racconta tantissimo dei miei anni di impegno in Africa, durante la guerra in Jugoslavia, qua in Italia, quindi è un libro veramente biografico, Però, autobiografico. Michele, teniamo però un segreto difficile da mantenere. Qual è il titolo di questo libro? Bella Gianluigi, il titolo del libro appunto è Un segreto difficile da mantenere, è un romanzo, il primo romanzo per ragazzi che io ho scritto, ne sono molto contento perché è un libro di cui c'era bisogno. Io prima di scrivere qualunque libro mi chiedo sempre, ma davvero ce n'è bisogno? Perché è già stato scritto di tutto e di più, insomma, francamente aggiungere un altro libro negli scaffali già pieni, francamente a volte non serve, c'è chi ha già scritto meglio anche di come potrei farlo io sullo stesso argomento. In questo caso mi sembra ce ne fosse bisogno, perché mi sono reso conto che l'immaginario collettivo sul futuro, sia nei libri ma anche nelle serie TV, nei film e ovunque, è veramente cupo, cioè si parla sempre di uno scenario post-apocalittico o adesso usa dire distopico, comunque insomma nero. E invece qui questo libro è ambientato nel 2070, ma è un futuro in cui noi siamo riusciti a vincere le grandi sfide, quelle ambientali, quelle sociali, quelle della pace,
E quindi è un nonno che dialoga col nipotino e gli racconta un po' come siamo riusciti in questa impresa che appare ad oggi abbastanza improbabile a molti, ecco. In realtà non è così inverosimile come sembrerebbe, e infatti ho voluto aggiungere al romanzo, affiancare al romanzo, tutta una serie di interattività, perché è un libro polisensoriale, quindi ci sono audio, video col QR code, grazie all'app di Vesepia che utilizza la casa editrice Erga, che ringrazio per la fiducia, perché insomma veramente mi ha supportato con grande spinta, e quindi diciamo che le riflessioni sono poi supportate da tutta una serie di schede di approfondimento che possono essere utilizzate sia a livello didattico, quindi si presta molto bene per esempio per un lavoro delle scuole, perché si possono leggere i capitoli e approfondire attraverso tutte queste interattività. E sono veramente tante, tra testi, audio, video, immagini, e vanno appunto a supportare con un'analisi non ideologica ma su una base scientifica e storica quello che è l'ipotesi di questo futuro, perché in realtà come dire, se guardiamo in prospettiva storica quello che è accaduto negli ultimi 30, 40, 50 anni, al contrario di quanto molti pensano, è un progresso importante da tanti punti di vista. Cioè negli ultimi 30 anni noi abbiamo dimezzato la fame, la sete, l'analfabetismo, il lavoro minorile, abbiamo ridotto tutti i reati dagli omicidi, i furti, gli scippi, abbiamo visto diminuire l'inquinamento, abbiamo visto aumentare l'accesso all'acqua potabile, alle cure mediche, quindi ci sono una serie di progressi straordinari per lo più invisibili. Cioè non ce n'è consapevolezza. Io porto poi la riflessione su due piani, cioè da una parte il fatto che le conquiste non sono mai definitive, quindi vanno consolidate, che non è banale, perché pensate ad esempio al tema dei diritti, insomma qualche decennio fa in Afghanistan le donne giravano in minigonna, oggi mi pare un po' meno. Quindi come dire, le conquiste vanno sempre consolidate e soprattutto vanno rese sostenibili, perché molti di questi progressi sociali sono stati ottenuti con un caro prezzo da un punto di vista della sostenibilità ambientale, e quindi abbiamo bisogno di consolidarli e al contempo renderli sostenibili, perché altrimenti non sono destinati a durare. Però riconoscere che ci sono mi pare il primo passo essenziale da compiere, e quindi ho voluto farlo attraverso il linguaggio di un romanzo che ha la forza di toccare le corde più profonde dell'animo, quindi non è un saggio, d'accordo? Per me è un'esperienza nuova, è stata molto bella, sono contento. È un libro, mi chiedono per che età, io dico dai 9 ai 100 anni, nel senso che no, davvero è difficile rispondere, perché è un libro abbastanza semplice da essere capito dai più piccoli, ma in realtà ha vari piani di lettura e un adulto ci può trovare dentro molto, ecco, un po' come, senza volermi paragonare, per carità, con molta umiltà, però pensate al Piccolo Principe, un testo che credo abbia molto da dire anche agli adulti, ecco, non è certo un libro per bambini, non mi voglio paragonare, lo ripeto per essere chiaro, perché Saint-Exupéry è un maestro, un colosso, io sono un pischello, però credo che di questo libro ci fosse bisogno, perché i nostri ragazzi, lo dicono le ultime ricerche, l'avete sentito, no? Vivono una situazione drammatica, con oltre il 40% afflitto da ansia, attacchi di panico e grande insicurezza rispetto al futuro. E io credo che questo dipenda in larga parte, come ci dice anche Eurodap, l'associazione europea contro l'ansia e gli attacchi di panico, dalle cattive notizie che vengono diffuse a piene mani da tutti i mass media. Eurodap ci dice che la prima causa di ansia e attacchi di panico sono le cattive notizie. E quindi io ho cercato di restituire ai ragazzi una visione sul futuro diversa, che sia anche, che dia uno spazio anche alla speranza e quindi alla voglia di impegnarsi per creare un futuro migliore. Walt Disney diceva: se puoi sognarlo puoi farlo, ma se non lo sogniamo mai, come possiamo sperare che si realizzi? E i nostri ragazzi non lo sognano mai, perché ricevono in maniera coerente dalla TV, dalle serie, dai film, dalla narrativa, questo messaggio di un futuro senza speranza, apocalittico, post-apocalittico, distopico. Volevo invece dare loro il messaggio di un futuro diverso possibile, di speranza, non facile, non banale, ma possibile. E quindi dare loro come restituire il diritto di vedere un mondo a colori, laddove ora invece lo vedono in bianco e nero, soprattutto nero, più che bianco. Ma sai Michele, proprio ieri sentivo che un gruppo di scienziati ha proposto di cambiare la comunicazione. Ho detto va bene, fino adesso abbiamo detto tutti i pericoli legati
al riscaldamento, al cambiamento climatico. Adesso non vogliamo negarne naturalmente questi pericoli, ma cerchiamo di metterli in positivo e quindi per ogni problema far presente che ci sono delle soluzioni a portata di mano, far presente che ci sono delle soluzioni a portata di mano e quindi mettere la comunicazione su un piano positivo e propositivo, non sempre creando allarmi che appunto, come dici tu, rischiano purtroppo, specialmente nei più giovani, magari di creare la famosa ecoansia e c'è questa ecoansia. Cioè io parlo di un viaggio e mi dicono un volo così lungo, ma lo sai quanto inquina? No? Beh, sì, adesso... Dunque, i ragazzi non hanno torto ad avere questa ecoansia dal momento che, come ci ricordavano anche ieri, non più tardi di ieri, no? Alcune ricerche uscite, insomma, ci eravamo impegnati a ridurre del 43% le emissioni climalteranti, non inquinanti, perché l'inquinamento è un'altra cosa, danneggia la salute umana e animale, mentre i gas climalteranti sono quelli che appunto alterano, che creano il riscaldamento globale, effetto serra. Ci eravamo impegnati a ridurre del 43%, per ora l'abbiamo ridotto del 2%, quindi zero praticamente. Cioè in buona sostanza andiamo verso uno scenario di aumento di temperature davvero importante. Quindi, che dire, è pazzesco il fatto che nel momento storico in cui l'umanità ha le maggiori capacità, avrebbe le maggiori capacità di trasformare il mondo nella direzione della sostenibilità, perché non abbiamo mai avuto tecnologie sostenibili come ora a 360 gradi e non ci sia questa consapevolezza e quindi ci sia una sorta di rassegnazione alla ineluttabilità di un futuro appunto apocalittico. Io credo che sia giusto invece, appunto come questi scienziati che tu richiamavi, Rossella, mostrare le possibilità e le opportunità che queste scelte aprirebbero. Cioè, secondo me, fino a quando racconteremo l'ambiente come un problema, sarà una narrazione respingente, perché i problemi tutti cerchiamo di evitarli. Se iniziassimo invece a raccontare l'ambiente come una opportunità di creare salute, pace, occupazione, diritti, economia e anche sostenibilità ambientale, allora forse, come dire, vedremmo un numero maggiore di persone avvicinarsi e scegliere in maniera consapevole, quantomeno incuriosirsi e desiderare di approfondire. Io ho molta fiducia nei ragazzi, credo che se correttamente informati loro possano, e infatti quello che racconto anche nel libro, cambiare le cose. Nel libro a un certo momento dico proprio che laddove avevano fallito i governi, con tutte le COP, riuscirono invece i nostri ragazzi, partendo dal basso ma coinvolgendo poi anche le famiglie, le quali a loro volta coinvolsero anche i governi, eccetera. Quindi uno spazio di possibilità che mi pare reale, non utopico, e che vado a argomentare e sostenere attraverso tutte le schede didattiche, gli approfondimenti multimediali. Il volume contiene anche le audioletture per i non vedenti o gli ipovedenti, quindi veramente un libro molto ricco, abbiamo lavorato tantissimo per questo, e anche un libro leggero, ironico, quindi credo si legga in maniera molto semplice per tutti. Mi auguro che saranno tante le scuole ad adottarlo, perché credo che possa... Leggo anche copione teatrale scolastico. Sì, vogliamo anche dare la possibilità ai ragazzi di... c'è una, come si dice, una stanza virtuale a cui possono accedere gli insegnanti, accreditandosi, registrandosi sul sito della casa editrice, e in questo modo possono anche ricevere tutta una serie di strumenti, tra cui anche il copione, proprio per andare a sviluppare dei percorsi didattici fondati sul libro, ma che vanno oltre in qualche modo. Ecco. Ma Michele, dove possiamo trovare questo libro? Devo dirti ovunque, con grande soddisfazione, perché la casa editrice, no, non è una battuta, perché la casa editrice Erba veramente distribuisce molto bene, quindi se tu vai ad esempio online lo trovi da Feltrinelli a Mondadori, a Rizzoli, a Epli, a Libreria Universitaria, a IBS, a Amazon, veramente non è difficile trovarlo. Poi se ne vuoi una copia autografata te la spedisco io, ma insomma... Sì, grazie. No, però stavo pensando all'età, no? Dicevi che era per ragazzi, bambini dai 9 ai 100 anni, a questo punto dai 100 ai 9 se si parla del futuro. E 109, sì, no, è vero, è vero. No, penso che possa dare una speranza in alcuni casi
cioè di quei ragazzi che veramente sono più disperati, e sono tanti purtroppo, gli adulti non li vedono, ma ci sono. Anche oggi ero in un corso di formazione in una città, non dirò il nome qua vicino, insomma, i docenti oggi pomeriggio mi raccontavano che non più tardi di questa mattina un ragazzo è salito sulla finestra al secondo piano con le gambe fuori dalla finestra. Cioè, siamo abbastanza avanti, come dire, manca solo un passo. Quindi capite, questa è una situazione reale, gli adulti non la vedono, ma esiste. E secondo me quindi la si contrasta non con delle punizioni, dei richiami delle notte, ma solo restituendo ai ragazzi quella speranza che in un futuro migliore che noi avevano i nostri genitori, cioè noi veniamo da generazioni in cui c'è sempre stata la speranza di poter migliorare il mondo. Questa è la prima generazione che invece pare, come dire, sia destinata a un futuro peggiore. È una narrazione falsa e pericolosa. Allora io vorrei che questo libro diventasse un dibattito e desse ai ragazzi la possibilità di uno sguardo diverso, ecco, senza volere insegnare niente a nessuno, però almeno ampliare lo sguardo e dare un menù un po' più ampio ai ragazzi, che invece attualmente, anche se cambiano canale, come dire, vedono sempre lo stesso film, cioè quello di un futuro nero. Non è già scritto, lo scriviamo noi con le nostre scelte, vorrei far capire ai ragazzi che potrebbe anche essere meraviglioso e a colori. C'è ancora lo spazio per sperare, anche se si sottiglia, ma c'è ancora, e quindi dobbiamo a maggior ragione, proprio perché il tempo stringe, accelerare, far capire a tutti che è possibile se ci sono alcune scelte. E farli sentire un po' più protagonisti sti ragazzi, no? Perché possano sentirsi. Hai già provato a presentare il libro in qualche scuola o lo farai? Sì, ho tante presentazioni. Allora, col poco tempo che ho, perché faccio quasi 200 incontri all'anno fra spettacoli, formazione ed eventi, sto cercando più che altro di abbinarlo alle iniziative che ho già. Quindi quando sono già in una scuola, ad esempio, non più tardi di ieri ero a Chiarella, vicino a Milano, per uno spettacolo con 400 delle elementari in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, e l'ho presentato chiaramente a margine dello spettacolo anche ai docenti, i quali si sono stati molto interessati anche a acquisirlo come testo, diciamo, per i propri alunni, per poterlo sviluppare, perché si presta un sacco di approfondimenti interdisciplinari. Quindi veramente a scuola penso sia molto utile, ma in realtà io chiedo espressamente nella premessa un'alleanza e un impegno anche alle famiglie, perché va bene la scuola, ma forse anche le famiglie. Finalmente, anche questa è una cosa che va detta, eh? Va detta perché è la verità. E quindi può essere un'occasione, capito, per un libro dare ai propri figli, bambini o ragazzi, sui quali aprire un dibattito, perché poi i figli non stanno zitti e leggono e commentano, dicono ma però insomma sarà vera di qua e di là, e quindi si può aprire un dibattito magari anche a tavola, voglio dire, no? Con i figli, che magari va a toccare alcune corde che altrimenti rimarrebbero forse precluse, ecco, perché magari i ragazzi spontaneamente non vanno a sollevare alcune questioni, e se lo fanno gli adulti vengono percepiti magari in una certa maniera. Invece in questo modo leggero, ironico, il libro fa anche ridere a tratti, in altri invece fa piangere, perché parla della guerra, di alcune situazioni, però insomma è un libro che va a toccare alcune corde profonde, ampiamente autobiografico, quindi quasi tutto reale, non è che abbia dovuto inventare granché, a parte alcuni elementi narrativi di fantasia, perché comunque siamo nel futuro, però siamo nell'anno 2070, ecco. Però credo che dia degli spunti interessanti di riflessione ai ragazzi, ma forse anche alle scuole e alle famiglie, anche ai nonni. Allora, complimenti Michele, siamo curiosissimi, in realtà siamo veramente, io almeno sono curiosissima. Io anche, ma certo, ma cavolo, finalmente una proposta positiva che Ecco, bravi. arriva. Aiutatemi a farlo conoscere, non solo come stiamo facendo ora attraverso la radio, ma anche sui social, eccetera, perché credo sia un'opportunità per i ragazzi, soprattutto quelli più disperati, ripeto, prima che mettere i piedi fuori dal balcone, un passo prima, per ritrovare un po' di fiducia in se stessi e nel futuro. Grazie mille, Michele. Grazie a voi ancora. A presto, tornare in mongolfiera ogni tanto. Sì, un po' di aria buona. Esatto. Ciao, buona prosecuzione. Arrivederci, ciao, grazie. Arrivederci.
San Levigo, 1000 fiori e dai fiori passiamo per fare Alle foglie. alle foglie. Aspetta. E dalle foglie passiamo agli alberi e con gli alberi andiamo col nostro terzo ospite, l'architetto Paolo Nardin. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Bentornato, Sì, architetto del bentornato. verde. Esatto. E abbiamo chiamato l'architetto Paolo Nardin perché oggi è la giornata mondiale degli alberi e volevamo così parlare un pochino con Paolo, specialmente degli alberi in giardino, perché quelli di noi insomma che sono così fortunati da avere un giardino sono molto attratti dall'idea di avere degli alberi, dopo però sti alberi fanno delle cose strane, crescono, perdono le foglie, sporcano. Allora, volevamo un pochino chiedere a Paolo cosa facciamo con questi alberi in perché giardino. si notano, diciamo, spesso queste iniziative anche a livello pubblico di piazzoni di alberi a livello locale, nazionale, ma anche a volte anche a livello globale, no? Mondiale. Piantiamo milioni, miliardi di alberi. Però effettivamente ci chiediamo a volte, ma li vogliamo veramente questi alberi? Cioè, nel nostro giardino o ci basta solo vederli purché non siano nel nostro giardino che creino problemi? Perché effettivamente abbiamo notato che da dei sondaggi, appunto, se si fa, diciamo, una sorta di verifica così delle opinioni dell'italiano medio, diciamo, si desiderano appunto questi alberi che abbiano delle caratteristiche abbastanza particolari. Per cui abbiamo quello che vuole l'albero che però non deve perdere le foglie. Esatto, perché fa sporco. Sì. Quello che non sporca, quello che deve crescere veloce perché mi deve fare ombra, quello che lo vuole che però deve crescere anche lento perché sennò lo devo tagliare, oppure quello che non vuole gli insetti o non vuole che faccia dei profumi o degli odori troppo forti. Ecco, insieme, cioè, tutto un insieme di caratteristiche che se noi dovessimo trovare una pianta che abbia tutte queste caratteristiche dovremmo mettere un albero di plastica. Esatto. E quindi è questa un po' la cosa interessante, no? Che viene fuori un po' da queste opinioni dell'italiano medio. Italiano, diciamo, perché magari io sento così un po' la gente qua in Italia, ma non so se all'estero siano, diciamo, con questa cultura oppure siano un po' più, diciamo, illuminati in questo senso. Ma a dire il vero, l'anno scorso mi ricordo che avevo letto un articolo di una signora che ha fatto una guerra nel suo comune in America, negli Stati Uniti, perché lasciava il giardino un po' più spontaneo e i vicini le hanno fatto la guerra perché doveva assolutamente potare, tagliare, eccetera, e lei insisteva, no, e spiegava tutte le ragioni per cui non tagliava il prato regolarmente, per cui non potava continuamente la siepe, eccetera. E l'hanno portata davanti al tribunale, ha vinto lei, ma le è costato, cioè era una signora molto che poteva permettersi insomma di pagare gli avvocati, ma... Sì, sono cose un po', cioè, diciamo sono il frutto un po' della società in cui viviamo, perché ad esempio anche nelle scuole ho avuto delle testimonianze che i genitori volevano far tagliare la siepe del giardino della scuola perché attirava le api, e le api potevano pungere il bambino. Oppure siamo a questi livelli, quindi c'è un po' l'entomologo è autorizzato a intervenire, visto che Giovanni Timossi è già con noi ed è appunto un entomologo. Ecco, è stato richiamato in causa. Sì. Posso testimoniare che nel liceo dove lavoro non capisco come mai stanno facendo nel giardino dei tagli praticamente anche a dicembre adesso. Non so cosa taglino a dicembre, più che altro, più che tagliare, arano su con le macchine quel poco di vegetazione che c'è e poi mi fanno fuori tutte le fioriture prima ancora che finiscano. Quindi sono delle brutte abitudini che andrebbero decisamente cambiate. Sì, infatti una delle cose più dannose all'albero è proprio la potatura, ma soprattutto la capitozzatura, che è proprio quel taglio forte che va a togliere proprio quelle parti importanti dell'albero.
E nonostante la gente pensa che sia una cosa sana per l'albero, invece è una cosa che, diciamo, in arboricoltura non si dovrebbe mai fare, salvo proprio dei casi estremi, molto estremi, perché ha tutta una serie di conseguenze negative. Però ci sono tante ditte professionali che lo fanno, no? Forse, cioè, Purtroppo sì. Purtroppo sì. Ma lì, perché vedo, cioè magari le ditte sono anche preparate, però loro è il cliente stesso che gli chiede, no, tu devi tagliarmi l'albero così. Quindi tante volte la ditta, pur di non perdere il lavoro, deve accontentare il cliente. Accontenta il cliente. Beh, però a scuola non accontentano i bambini che sono distratti quando l'ape entra nella finestra della classe e sono sì. ben contenti, seppur fanno le scenette, però come diceva Frobel, cioè, era la cosa più bella perché metteva in contatto la realtà e la natura con un mondo invece così ideale. Sì. E quindi, non so, questi genitori dovrebbero riflettere un po' di più su quelle siepi lì, peccato. Sì, no, veramente. A volte anche ad esempio anche i profumi, cioè la gente dovrebbe cercare il profumo nelle piante, no? Perché è una cosa, una Aspetta, sensazione, crea delle emozioni, crea delle... E invece tanti proprio non vogliono certe piante perché hanno dei profumi troppo forti o per loro sono delle puzze, cioè... Sì. Per esempio quel famoso gelsomino, il falso gelsomino che adesso è molto diffuso, diciamo tra le siepi, che fa quelle fioriture bianche molto profumate, per tanti è un odore sgradevole. sì, l'ho sentita anch'io queste cose. Ascolta Paolo, quando quindi in una scelta di piante per il giardino bisogna tenere conto che poi le piante crescono, che le piante perdono le foglie, Sì. che le foglie magari è meglio lasciarle lì e non raccoglierle, perché sono delle copertine e sotto ci abita un sacco di gente, ci insegna Sì. Giovanni, no? Sì, chiaro, cioè diciamo che quando si pianta l'albero è giusto fare l'azione della piantagione, ma bisogna tenere conto anche della manutenzione e della gestione futura. Cioè un minimo di gestione, di manutenzione va sempre fatta, anche diciamo per quanto riguarda la pianta, quella che è più frugale, che non necessita di grandi attenzioni, ma un minimo di raccolta di foglie, di concimazione, di irrigazione deve essere fatta, perché sennò veramente cioè, non esiste una pianta che possa resistere a, diciamo, a una situazione così estrema. E quindi va bene, cioè, va bene anche la pianta, sì, che magari sporca meno, però ecco, diciamo, un minimo di impegno e di sacrificio. No, Anche già per chi questo non si vuole termine sporcare, verde. insomma, no, rispetto a una pianta, sì, può lasciarci un po' perplessi. Sì. Ascolta, e sulla scelta di piante esotiche, Allora, ci possono essere delle piante esotiche che si adattano anche a dei territori, diciamo, diversi da quelli della loro origine. Io non sarei, diciamo, un integralista, ecco, della scelta delle sole piante autoctone, perché sappiamo benissimo che nel corso dei secoli, dei millenni, le piante si sono trasferite, si sono spostate, si sono spontaneizzate in un posto mentre erano, diciamo, originari di un tutt'altro, e quindi nel corso del tempo anche la pianta, diciamo, viaggia, per così sì, dire. Quindi il concetto di pianta autonoma forse si perde un po' con questo concetto. L'importante secondo me, sì. No, concludo un attimo sul discorso dell'esotico, che saper scegliere la pianta magari anche tropicale, esotica, però deve avere delle affinità elettive con il territorio, con la parte circostante. Io ho letto quest'estate in vacanza in Trentino dei dépliant promossi dalla regione, dalla provincia in questo caso, sulle piante aliene infestanti che stanno, come dire, guadagnando il territorio anche nelle aree un po' più alte, dove fino a 2 anni fa non si vedevano, non so, parlo dell'albero
delle farfalle piuttosto che altre piante che vedo anche qua in Belgio ormai si sono diffuse ovunque, dai tetti delle case fino ai bordi sulle rive dei fiumi. E mi domando, noi le chiamiamo aliene quasi in senso negativo, perché appunto non sono di queste zone, non sono autoctone, non sono, come dire, ben accettate, e definendole così in effetti si rischia anche di dargli un'accezione negativa a questa pianta, probabilmente piuttosto che l'uccellino di turno, no? Sì. Come mai questa lotta verso queste piante qua? Non so. E diciamo che quelle che forse a cui accenni tu sono proprio quelle nella blacklist, diciamo, delle piante da eliminare, perché hanno anche, diciamo, hanno una tendenza a essere talmente invadenti che fanno anche proprio morire le altre piante autoctone. Ma per la legge della sopravvivenza, voglio dire, no? Se questa pianta è più forte a un certo punto, cosa, cioè non ha più senso che viva lei? Sì, no. È un po' dei punti di vista, no? Un po' il concetto che dicevo prima io. Sì. È che, diciamo, quando vedi che rovinano un ambiente naturale che magari è caratteristico di quel luogo, e che è caratterizzato appunto magari da una biodiversità composta da tantissime specie vegetali, e quando si vede che appunto un'unica specie va a colonizzare tutto il territorio, in quel caso lì magari sarebbe giusto intervenire, perché diciamo una monospecie non va mai bene. Beneficio, È sempre meglio mantenere, diciamo, una sorta di biodiversità, quindi molte specie e che si mescolino fra di loro. Sì, diciamo, dopo sono punti di vista. Perché... No, ma certo, rispetto chiaramente il pensiero anche più alto che deve anche gestire tutto un discorso che va al di là della semplice pianta. Probabilmente ci sono interessi anche legati al territorio, non so, al business che questi procurano, che ne so, no? Ma non vogliamo entrare in questo dettaglio, quanto proprio nella pianta, cioè, perché se a un certo punto arriva questa pianta che è un poraccia, trova il suo ambiente, magari fa delle fioriture, cresce tranquillamente senza far niente, uno dice ben venga. Oddio, io sono rimasta un po' colpita, abbastanza colpita dalla storia del cactus in un libro molto bello di Stefano Mancuso, La nazione delle piante, in cui racconta appunto dei cactus che vengono portati in Australia e hanno, ragazzi, completamente cancellato il paesaggio, cioè l'hanno ricreato, ma hanno creato dei danni giganteschi, cioè io... Mi ricordo che sono rimasta molto colpita da quella storia. Quindi, sì, comunque la biodiversità credo che sia la parola magica per tutto, no? Per le piante, per gli animali, per gli insetti. Quindi... Nei casi in cui appunto la pianta invadente va a sostituire completamente tutta una serie di altre specie autoctone, che magari sono anche specie rare oppure che sono diciamo protette, in quei casi lì, ecco, è necessario, cioè si interviene, metterla nella lista nera. E invece magari quindi nel nostro giardino, se dovesse nascere una pianta di questo tipo, dobbiamo guardarla male, insomma. No, nel giardino, che è, diciamo, un elemento, diciamo, tra virgolette artificiale, gestito completamente da noi, possiamo fare, diciamo, tra virgolette, quello che vogliamo, ecco, cioè, sempre nei limiti. Il discorso delle liste nere riguardano più che altro proprio le zone naturalizzate, i boschi, le foreste, dove non c'è una gestione. Ma è un po' anche cambiato però il gusto nei giardini rispetto al passato, immagino, perché vedo delle raffigurazioni dove c'erano, non so, sempre gli ippocastani, che adesso non vedo più, per esempio. Come mai? Diciamo... Il giardino, come l'architettura, è un po' come l'architettura, cioè cambiano gli stili con le epoche, cambiano le mode, cambiano i progetti. I gusti proprio. I gusti, ma
ma anche a volte proprio le piante stesse che magari non si possono più utilizzare perché si ammalano, arriva una malattia nuova. Okay. Ecco, nel caso degli ippocastani, infatti, accolgo l'occasione per dire che probabilmente stanno sparendo perché adesso si ammalano di una malattia particolare che li sta, diciamo, facendo morire un po' tutti in Italia. Sì, è un insetto, diciamo, un parassita che fa seccare le foglie già diciamo a metà estate, e per cui anche non può rovina esteticamente, quindi se ne sta sconsigliando l'utilizzo. E comunque c'è anche la moda, anche nei giardini. Sì, e anche la moda, sì, piante che proprio magari venivano utilizzate una volta e poi se ne scoprono di altre, quindi vengono soppiantate le vecchie per le nuove. E poi gli studi che man mano si approfondiscono sempre di più, un po' anche l'arte dei giardini, quindi si scelgono piante sempre più adatte, sempre più resistenti alla siccità, alle situazioni così climatiche. Sì, anche questo è un tema, questo magari ne parliamo un'altra volta, se il nostro architetto ha tempo, del Sì, discorso certo, della certo. sostenibilità, perché piove sempre meno, questo ormai è un dato, credo, Sì. appurato, e quindi sì, il rapporto Sì. fra i giardini, le piante e l'apporto idrico, insomma, come si fa magari a fare delle Esatto. scelte un po' più orientate in questo senso. Infatti anche soprattutto in ambito urbano, chiaramente la tendenza adesso è nel verde pubblico di scegliere piante che siano più resistenti alla siccità, visto che ultimamente appunto abbiamo queste estati molto secche. E quindi le piante magari si utilizzavano una volta, magari dove c'erano anche magari più possibilità di fare impianti di irrigazione, adesso non ci sono più, e quindi si deve per forza scegliere un tipo di pianta che sia più resistente. Cactus anche qua, insomma. Sì. E forse anche con gli effetti climatici, con questi venti forti che arrivano sempre di più, insomma, questi tornado, e anche degli alberi più flessibili, diciamo, che siano più elastici, forse c'è da studiare anche questo aspetto qua. Sì, sicuramente sì. Anche sì, questo discorso del cedimento, del crollo di alberi, è vero che ci sono cambiamenti climatici, fenomeni che si sempre più nelle città, vediamo scavi proprio a 2 centimetri dal tronco, marciapiedi nuovi, la strada che va a circondare completamente il colletto del tronco senza lasciare un minimo di spazio, tagli, scavi alle radici, e un albero chiaramente lì cade molto più facilmente rispetto a un altro. Anche. Quindi c'è una forte corresponsabilità dell'ambiente, in questo caso, no? Sì. Provocato dall'uomo, che riduce la sua naturale resistenza. Sì, nella maggior parte dei casi, secondo me, i danni grossi sono prodotti dall'uomo, cioè da azioni fatte dall'uomo più che dai fenomeni naturali. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Per questa chiacchierata sui nostri amici alberi. Sì, visto che appunto c'è la giornata del 21 novembre è la giornata appunto dell'albero. Qua a Venezia è anche la Madonna della Salute, tanto per ricordare. Abbiamo le 2 feste. No, vabbè, una festa importante per Venezia. Ho scoperto che è nata negli Stati Uniti la festa dell'albero. Sì, e dopo c'è anche la legge fatta da Rutelli, quella per ogni nato il comune ha l'obbligo di piantare un albero, e che anche questa viene disattesa di gran... Ecco. Sappiamo. Esatto. Sappiamo che queste giornate sono più fatte di parole che di fatti. Esatto. Va bene. Paolo, grazie. Alla prossima. Buona serata e grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti.
va bene, sarò sincero. Mi piaci ma non abbastanza. Se saluto certa gente è pura formalità. Mangio sempre di nascosto quando sono a dieta. La luce è accesa in ogni stanza quando non dormi con me. La luce è accesa in ogni stanza quando non dormi con me. Quel che mi resta non è che bere anche stasera. E poi domani andare al lavoro con un'emicrania. E pentirsi domattina, e pentirsi domattina. Va bene, sarò sincero, sono innamorato di te. E se faccio quel che faccio, non lo faccio perché mi va. Un vuoto immenso in questa stanza quando non dormi con me. Un vuoto immenso in questa stanza quando non dormi con me. Che mi resta non è che bere anche stasera. E poi domani andare al lavoro con un'emicrania. E pentirsi domattina un altro giro di Fernet per digerire. E va bene così, 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 così. Quel che mi resta non è che bere anche stasera. E poi domani andare al lavoro con un'emicrania. E pentirsi domattina, e pentirsi domattina. Fernet da Galileo qui a Radio Nostra e da noi nella nostra mongolfiera è montato, ma l'avevate sentito anche prima, il nostro quarto ospite Giovanni Timossi. Buonasera, ciao Giovanni. Buonasera Gianluigi, Rossella e Omar e anche gli ascoltatori, buonasera a tutti. Bentornato. E anche le piante aliene. Allora, Tutti gli alieni. Allora, aspetta un attimo, Giovanni Timossi della Società Veneziana di Scienze Naturali. No? Sì, scusate, mi veniva da ridere perché appena abbiamo parlato di alieni mi veniva in mente la parodia che fa Crozza di Red Ronnie. Allora... Sì, comunque sì, adesso torniamo a essere un po' più seri. Sì, sono stato presidente e sono tuttora nel consiglio direttivo della Società Veneziana di Scienze Naturali, che è un'associazione un'associazione culturale che si occupa ovviamente di scienza, e in particolare zoologia botanica, matematica e fisica, che non il prossimo ma nel 2025 compierà 50 anni, quindi 50 anni tra l'altro di pubblicazioni di una rivista scientifica che ha anche una notevole importanza a livello locale, quindi sì, ovviamente anche lo spottino subito, così parliamo più, andate sul sito svsn.it
e se potete sosteneteci, che ovviamente siamo, come tutte le associazioni di promozione sociale, siamo legati, ci sosteniamo con le quote dei soci, ecco, e basta praticamente. Ascolta, ma noi ti abbiamo chiamato per parlare giustamente di questa cosa che è molto importante, ma anche per farci raccontare le tue ultime indagini su questo mondo di esserini piccolissimi che però hanno un ruolo incredibilmente importante per la vita di tutti noi. Certo, io come sapete sono un entomologo e mi occupo però nel mondo dell'entomologia, cioè nel mondo degli insetti, perché l'entomologia si occupa essenzialmente proprio di insetti, non di altri artropodi, ovvero ragni, scorpioni, 1000 piedi, 100 piedi, no? Ma proprio di insetti. Mi occupo poi di lepidotteri, ovvero farfalle e falene. E quindi chiaramente in questi ultimi anni c'è stata una grandissima attenzione verso questi animali, perché insieme alle api, agli apoidei cosiddetti, oltre all'ape mellifera, quindi le api selvatiche o solitarie cosiddette, e anche ad altri gruppi di insetti come i ditterisirfidi, sono degli importantissimi impollinatori, no? E quindi sono molto importanti chiaramente per il servizio di impollinazione del 70-80% di quello che è la base della nostra alimentazione, delle piante di cui noi ci nutriamo. E quindi ovviamente quando mi avete chiesto un intervento sulle ultime scoperte che ho fatto, ecco, diciamo che più che andare in giro sulle mie pubblicazioni e cercare, insomma, ecco, volevo attirare un po' l'attenzione su alcune specie particolari che ci sono nell'ambito della Laguna di Venezia, visto che siamo una trasmissione che si occupa di tematiche anche locali, non solo ovviamente, perché voi spaziate un po'. Con la nostra mongolfiera andiamo in giro, esatto, di qua e di là. Esatto, però chiaramente è interessante ricordare alcune cose per lo più sconosciute ai più. E allora vi volevo parlare brevemente, perché uscirà fra un po' un articolo scientifico che porterà probabilmente all'attenzione anche del mondo scientifico questa cosa che sto per raccontare, è che è la presenza di quelle che sono, diciamo, le punte di diamante o le cose più importanti dal punto di vista faunistico che ci sono in Laguna di Venezia. E ovviamente io ovviamente parlo di insetti, quindi di animali che ricadono su sistemi, ecosistemi, insomma, di terraferma. Ora, quello di cui voglio parlare sono degli insetti che frequentano le balene. Le balene della Laguna di Venezia, che sono un habitat prioritario di conservazione, e sono habitat veramente unici al mondo, ma veramente unici, hanno e sostengono una comunità di insetti endemici, ovvero presenti esclusivamente nella Laguna di Venezia. E le balene, per chi non lo sapesse, adesso facciamo una cosa molto breve, perché sennò sono quelle superfici tabulari e sono dei prati salati praticamente, periodicamente sommersi dalle acque salmastre che entrano dentro in laguna dalle bocche di porto. Queste strutture, che sono strutture tabulari, sono con una quota che è appena diciamo sopra la quota del medio mare e che quindi vengono sommerse dalle alte maree. Hanno una funzione fondamentale per l'ecologia della Laguna di Venezia, e forse probabilmente sono anche l'ultimo ambiente veramente naturale della Laguna di Venezia, perché la laguna chiaramente è stata governata dall'uomo da oltre 500 anni, di conseguenza è ricca di strutture che non sono naturali. Cioè, i lidi sono stati consolidati, le bocche di porto anche, ci sono canali un po' dappertutto, le isole sono state anche in alcuni casi addirittura molte isole sono di origine antropica, cioè costruite in casse di colmata e via di questo passo. Quello che rimane veramente naturale sicuramente sono le balene, cioè c'erano, ci sono sempre state e per fortuna ci sono ancora adesso, anche se si sono ridotte del 60-70% negli ultimi decenni, purtroppo. Da quando ovviamente, come sapete, perché di queste tematiche ne avete parlato e ne avete affrontati gli argomenti
penso diverse volte, con l'istituzione di un polo industriale come quello di Porto Marghera e con la costruzione del canale dei petroli. Insomma, per farla breve, rimangono tutte sulla Laguna Nord, la gran parte delle barene, no? Esattamente. E Barena, sì, esattamente, Laguna Nord, poi un po' anche centrale, c'è poco, più a sud, però sono delle strutture insomma importanti, hanno una flora chiaramente particolarissima, perché sono degli ambienti estremi. Questa è una cosa un po' difficile da far capire a chi magari ha poca dimestichezza con la natura, le sue forme, sono ambienti estremi, perché delle piante che resistono all'acqua salata chiaramente hanno delle peculiarità, infatti assomigliano molto alle piante grasse, come le salicornie, oppure come il limonium, adesso cito due delle specie più comuni sulle barene, o come il limonium invece che diciamo combattere, no, la pressione osmotica cosiddetta dell'acqua salina, cioè che avvelenerebbe altrimenti le piante intossicandole, e la salicornia la combatte concentrando di più al suo interno, no? E le soluzioni, mentre ad esempio il limonio invece ha delle cellule particolari che eliminano il sale in eccesso che viene assorbito dalla pianta. Ecco, il punto è questo, che quando ci sono delle piante, come si parlava e si diceva anche prima con l'architetto che si occupa di giardini e di piante e di alberi, chiaramente ci sono anche gli insetti legati a quelle piante. Perché i nostri ecosistemi sono sempre con un'energia circolare, cioè ci sono dei produttori, ci sono dei consumatori. E anche nelle piante delle barene ci sono dei consumatori, anche se sembrano degli ambienti così estremi. Sono degli animali che ci sono adattati a cosa? A questo periodo continuo di annegamento, cioè di innalzamento del livello dell'acqua che va a sommergere le barene, no? Le barene sono consolidate essenzialmente dalle radici di un certo gruppo di piante, che sono poche. A queste piante abbiamo su queste piante abbiamo degli animali, degli insetti che si sono adattati a questo particolare ambiente, perché guardate, la laguna di Venezia ha un andamento di marea unico in tutto il mondo e ovviamente anche in tutto il Mediterraneo. Ha una sua gradualità. Non sono le maree che abbiamo in Alto Adriatico, non sono intense come quelle dell'Atlantico, e questo ha permesso ad alcuni organismi di adattarsi nel corso ovviamente di migliaia di anni a questo particolare ambiente. Allora, uno di questi animali più, diciamo, per così dire, interessanti, e anche perché colpiscono abbastanza l'ascoltatore e chi magari non l'ha mai visto, è il famoso per ora no, ma il bombice delle barene, che è una farfalla, una falena, che non è di piccole dimensioni, perché le femmine hanno un'apertura alare di quasi 4 cm, i maschi 3 qualcosa. Questo, ecco, ma perché? Perché oltre che avere anche una livrea, adesso non so se stai trasmettendo, Gianluigi, qualche immagine, ecco, vabbè, grazie, perché è sempre difficile parlare senza la possibilità di vedere magari quello di cui si sta parlando. Allora, questa farfalla, che tutto sommato non è proprio una brutta falena scura, nera, anzi ha dei colori giallini, ha delle belle sfumature pastello, il maschio ha delle antenne pettinate molto grandi, la femmina invece ha delle antenne più piccole, ha un corpo molto grande e produce moltissime uova. Li chiamiamo bombici perché hanno questo aspetto un po', diciamo, fuffoso della parte anteriore dove c'è la testa, cioè molti peli, molto pelosone, così per così dire, per dare un'idea a chi ascolta. Ebbene, questa specie praticamente in tutta Europa e in tutta l'Italia peninsulare a livello di bruco si nutre, è polifaga. Quando diciamo polifaga vuol dire che ha uno spettro ampio di piante di cui il bruco si può nutrire. Mentre in Laguna di Venezia abbiamo una popolazione, praticamente l'unica popolazione al mondo di quello che il nome scientifico è identificato come Malacosoma castrensis, bombice delle barene, già molto più semplice da ricordare. Nella nostra Laguna di Venezia il bombice delle barene, i bruchi, si nutrono esclusivamente di limonium. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa specie si è adattata in maniera perfetta
a quello che è l'ecosistema lagunare. Probabilmente una volta era distribuita in maniera più ampia, ma sta di fatto che adesso, come adesso, praticamente la troviamo abbondante o la troviamo esclusivamente nella laguna di Venezia. Ora capite bene che una specie animale che in tutto il resto della sua diciamo, area di distribuzione può mangiare qualsiasi tipo di pianta erbacea, e in laguna di Venezia, se vado in barena, alle barene di Campalto, faccio 20 metri all'interno delle barene, mi trovo il bruco che mangia il limonium, rischiando di venire sommerso dalle maree, e non va a farsi 20 metri per mangiarsi le piante che stanno sulla conterminazione lagunare. Fa abbastanza pensare. Ebbene, la storia di degli studi su questa specie, infatti, nasce da molto molto lontano. Nasce da quando nel 1815 Chiereghin, l'abate Chiereghin di Chioggia, iniziò a chiamarla con un nome diverso da quello che poi era noto fino ad allora e che poi è ancora adesso, che era il nome dato da Linneo, ancora no? Linneo, lo svedese, quello che ha istituito la nomenclatura binomia e che continuiamo a utilizzare ancora adesso, anzi trinomia per la precisione, ma e un po', cioè, pensiamo un po', Linneo ha fatto la sua ultima pubblicazione del 1758 di riferimento per tutti i tassonomi del mondo, e noi abbiamo un abate Chiereghin di Deciosa, insomma, adesso facciamo diventare un po' teatrale la faccenda, però neanche tanto, perché insomma andare contro un Linneo dell'Accademia svedese delle scienze da Chioggia, dando un nome diverso a una specie che aveva descritto Linneo, ce ne vuole abbastanza di coraggio. Il fatto è che Chiereghin non ha fatto solo questo, perché una volta questa specie era veramente abbondantissima in laguna di Venezia, perché c'erano più barene chiaramente, anche per quello, e lui chiaramente la prima cosa che ha fatto, ha cercato di sfruttarla dal punto di vista industriale, perché i bombici cosiddetti fanno un bozzolo prima di incrisalidarsi, un po' come fa il bacco da seta, e in effetti producono una seta. Allora il buon Chiereghin ha cercato, tanto per iniziare, di sfruttare dal punto di vista industriale questa specie, e non c'è riuscito. Adesso le cronache narrano che riuscì a farsi filare da qualcuno dei calzini di seta, però dopo si sono resi conto che la qualità della seta non era come quella del... Si sono bucati subito i calzini. Okay. Non c'era la possibilità di sfruttare la seta di questi bozzoli. Però la cosa interessante è questa, che lui gli ha dato un nome particolare diverso, l'ha chiamata Falena bombix estuari veneziarum, cioè falena bombice dell'estuario veneziano. Ha detto, questa non è la Malacosoma castrensis, caro Linneo, praticamente, anche se non si saranno mai non avrà mai Linneo non avrà mai sospettato che c'era un certo Chiereghin da Chioggia. Okay. Esatto, però cos'è successo? È che tutti i successivi studiosi, per la maggior parte mitteleuropei, praticamente un po' gli hanno dato addosso e gli hanno detto, guarda che stai sbagliando, è la Malacosoma castrensis. Finché qualcuno, sempre un tedesco se non sbaglio, Stanfus, nel 1884 gli ha rubato, per così dire, la scoperta. Perché ha fatto finta di non sapere niente di quello che aveva scritto Chiereghin, che peraltro dopo vi spiego un po', magari è un po' più complicata la faccenda, però lui praticamente ha detto, probabilmente gli è arrivata la soffiata, no? E si è fatto mandare delle crisalidi da qualcuno del Lido di Venezia, da qualche zona delle barene del Lido, si è fatto l'allevamento, oppure in qualche modo è riuscito a far schiudere queste crisalidi, sono venuti fuori gli adulti e ha visto che erano diversi effettivamente da quella descritta da Linneo, però lui ha preso ovviamente le conoscenze, poi nell'arco degli anni aumentano, gli ha dato solo il nome di una forma, l'ha chiamata forma veneta, va bene? E quindi poi però purtroppo nel corso degli ultimi decenni si è perso il nome, cioè questa popolazione particolarissima è stata in qualche modo entrata nell'oblio. Nessuna pubblicazione ne ha più parlato, nessun trattato di Lepidotri che parli di questa specie cita come pianta alimentare il limonium, cioè questo particolare adattamento di questa specie unico.
quindi cosa succede? Succede che alla fine in qualche modo sto cercando di recuperare un po' le informazioni su questa specie particolare. Ma per quale motivo? Non tanto per fare un'ennesima, diciamo, segno, diciamo, sul mio curriculum di pubblicazioni scientifiche, cioè non è questo il punto. Il punto è che quello che è interessante, che sarebbe probabilmente, anzi sicuramente è il bioindicatore migliore, no? Per quanto riguarda la qualità dell'ambiente di barena. Cioè, se noi iniziamo a considerare in Laguna di Venezia le barene naturali e a considerare tutti i soldi spesi per costruire delle barene artificiali, no? Per dire che una barena è veramente una barena dobbiamo avere qualche punto di riferimento. Uno sono le piante, chiaramente particolare forma uniche in assoluto, e quindi lo scopo di fare questi studi è quello di trovare i cosiddetti bioindicatori efficaci per capire cosa? Per capire se le azioni che si fanno stanno centrando l'obiettivo oppure no, tanto per iniziare. Ovviamente ricostruire delle barene vuol dire anche permettere a questa specie di continuare a vivere. Se invece le barene spariranno, questo particolare, diciamo, ecotipo di questa specie, chiamiamolo così per ora, è destinato ad estinguersi. Ecco, questo è. La cosa interessante è che questo bruco, il bruco di questa specie, mangia solo su limonium. Io ho fatto degli allevamenti fuori dalla Laguna di Venezia di questa specie. Ho portato delle piante, ho fatto un piccolo terrario. Adesso ho allegato anche alcune foto e la biologia è molto affascinante, perché la femmina depone un manicotto di uova attorno allo stelo di una carex o di un Juncus ed esattamente a metà marzo, guardate, fra il 13 e il 18 marzo iniziano a venire fuori i primi bruchi che se ne stanno lì in compagnia. Pensate a marzo quali specie vegetali può mangiare un bruco. Se andate in barena a marzo ci sono solo le rosette del limonium basali che sono fuori. E poi tutta la storia della biologia di questa specie veramente unica. Non so se vi ho preso oppure non vi ho preso. Sì, assolutamente. Sì. Siamo Eravamo curiosissimi. incantati. Siamo curiosissimi. Ecco il limonium, E io perché stavo adesso guardando. forse già hai messo qualche immagine Sì, del sì, c'è limonium. l'immagine Sì. qua Infatti. del varco sul limonio. E anche della farfallina, insomma, di questa falena che mi ricordava Cugino Hit degli Adams, tutto così peloso con qualche antenna, va bene, di troppo e qualche aletta qua e là, però veramente particolare. Beh, affascinante, devo dire, interessante. E poi questa cosa che si è specializzata nel mangiare soltanto questo vegetale, insomma, questa pianticella, è davvero curioso. Ma io ho una domanda invece sciocca. Ci siamo dimenticati di questo insetto? Adesso che ce lo ricordiamo, non è che finisce male? No, non c'è, no, e finisce male se le barene spariranno, compaiono, perché veramente c'è un adattamento particolarissimo. Questa specie è in grado di mangiare solo limonium e questo è provato, anche se devo ancora pubblicare i dati, perché come vi dicevo io l'ho allevato fuori anche dalla laguna in un terrario, e quando ho finito di dargli per un periodo piuttosto breve di 3-4 giorni sono rimasti bruchi senza foglie di limonium, sono uscite dal terrario e sono andate a mangiarsi il limonium nella cassettina dove avevo le diverse piante di barena. C'era l'aster, c'era il limonium, c'era la salicornia, c'era l'inula, e su tutte queste hanno scelto solo quella. Quindi è una monofagia. Voi sapete benissimo che soprattutto le prime fasi di sviluppo di qualsiasi essere vivente, se non ha l'alimento suo è destinato a morire. Poi dopodiché fanno una sorta di tendina, stanno in gruppo, e poi dopo un tot di mute finisce la parte sociale, sempre mangiando solo limonium, e ovviamente quando arrivano le acque alte si alzano, no? Si arrampicano lungo gli steli delle piante che trovano per salvarsi dalla sommersione, perché il bruco
Il bruco non è in grado chiaramente di nuotare, no? Però è un bruco peloso, per cui se cade in acqua i peli fanno un effetto di idrorepellenza. Dopodiché, quando invece si andrà a incrisalidare, anche se si incrisalida a livello basso, nelle salicornie, che sapete sono piuttosto basse, resiste alla sommersione delle acque quando si alzano, e questo è il motivo per cui ha una livrea molto variabile, una grandezza maggiore, uno sviluppo del bruco che dura tantissimo, perché fino a fine maggio e primi di giugno abbiamo il bruco in circolazione. Vi ho mandato anche delle foto in cui si vede il bruco su uno stelo ben disteso durante una fase di alta marea. Allora guardate che questo è un adattamento particolare, è un controsenso, cioè ricordatevi che un bruco è un cotechino di Capodanno per noi, cioè è tutte proteine, manca solo la testa da buttare via, passa un qualsiasi animale se lo mangia un bruco, e quindi i bruchi generalmente stanno ben nascosti, invece qui abbiamo un bruco ben esposto perché è l'unico modo in cui si può salvare dalla sommersione. E dopo io ti volevo chiedere, Giovanni, ma per queste tue ricerche tu sei andato in giro quindi di notte in laguna a cercare queste falene? Certo, vado tuttora in giro di notte per la laguna a caccia di falene, perché questa è solo una delle specie endemiche uniche della laguna, ce ne sono almeno altre. Un piccola farfallina che si chiama Agdistis morini, che vive sempre su Limonium. Un altro piccola farfallina si chiama Chytris lagune, appunto della laguna di Venezia, di cui non si conosce la biologia. Poi abbiamo anche un coleottero endemico della laguna di Venezia che si nutre solo di inula e si trova solo in laguna di Venezia. Quindi abbiamo una serie di elementi faunistici unici in assoluto, cioè se le balene spariscono, questi animali si estinguono per sempre. Punto e basta. A proposito di biodiversità che dicevamo prima, no? Esatto, sconosciuta purtroppo sconosciuta. Grazie, davvero molto affascinante questo tuo racconto. Molto... Grazie a voi. No, sai, come dicevi tu, mi ricordo ancora qualche puntata fa così, dici è facile emozionarsi davanti a un elefante, un leone, così, no? Davanti a una falena magari... Ecco, ci vuole qualcuno che ti apre un po' le porte, e grazie quindi per avercele aperte. Grazie a voi, grazie a voi. Ma è vero, Rossella, infatti, cioè, pensando anche alla differenza tra farfalle e falene, no? Perché poi queste di notte, le altre di giorno, le altre più colorate, viceversa queste con colori forse meno appariscenti, non lo so, poi io non ho la... ho visto qualche animale forse nei documentari o allo zoo, oppure che ne so, spillati nei vecchi musei, però in effetti non sono così belle le falene in genere, no? Però questa qua che ricorda Cugino It è proprio simpatica, devo dire la verità. È proprio simpatica, sì. Va bene, grazie per essere stato con noi, Giovanni. Noi ritorniamo sulla nostra mongolfiera ad alta quota. Grazie. Gianluigi. Grazie mille. Alla prossima, ogni tanto ti veniamo a chiamare. Quando volete. Sono qui, ne ho da raccontare che basta. Perfetto. Allora ci dotiamo di torcia e veniamo anche noi più tardi per vedere questi esseri notturni che viaggiano da quelle parti. Bene. Va bene, grazie. Ciao, grazie, ciao. Senti Giovanni, però cold and wet, tidy back, all of this I soon forget. Where my man is not fit for looks, no hero out of box, but I love him. 2 or 3 girls ask me, he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He's untrue, he treats me good. What can I do? Oh my man, I love him so. He'll never know all my life is just despair. But I don't care when he takes me in his heart. The world is bright, alright. What's the difference if I say I go? Oh,
I love him so. You never know, all my life is just a spare. But I don't care when it takes me in his arms. The world is bright, alright. What's the difference if I say I go away? You know I'll be there on a Sunday. Or whatever my man, I'm his forevermore. Bene, grazie ai Dixie Punk Parade per questo brano e adesso Noi abbiamo ancora il nostro messaggio in bottiglia che ci manda Sami Abu Omar da Gaza. Pare che ci siano finalmente delle notizie buone, nel senso che pare che sia concluso l'accordo per lo scambio di ostaggi e quindi che vengano restituiti non so quanti, non ho ancora capito, un certo numero di ostaggi e che ci sarà un cessate il fuoco di qualche giorno per permettere l'entrata degli aiuti umanitari. Gaza è veramente al collasso, come dicono anche tutte le ONG internazionali. Medici Senza Frontiere anche oggi ha denunciato che sono stati uccisi 2 operatori appunto di Medici Senza Frontiere. Non so se qualcuno ha avuto modo di vedere le immagini dei bambini prematuri che sono stati trasportati in Egitto, 28 neonati, sono stati molti parti prematuri a causa dello stress che le donne incinte hanno vissuto avendo le bombe che gli cadevano in testa e questi neonati rischiavano la morte, 3 sono anche morti in effetti perché è mancata definitivamente l'elettricità all'ospedale e quindi le incubatrici non funzionavano. Comunque, miracolosamente, questi bambini piccolissimi, cioè a me ha fatto impressione, c'era un medico che ne teneva in mano uno e la mano era poco più piccola del bambino, insomma, quindi comunque li hanno trasportati in Egitto e speriamo che questi bambini così sfortunati riescano a sopravvivere. Ecco, e ascoltiamo il messaggio Allora, il messaggio che ci è arrivato un paio di ore un paio di ore fa, sì, 3 ore fa. La situazione a Canus, anche in tutta praticamente la striscia di Gaza, sta peggiorando, soprattutto quando ieri o l'altro ieri ha piovuto, c'è stata un'altra praticamente un disagio grandissimo, soprattutto per le persone che stanno fuori, perché ci sono tante persone che stanno per la strada, non si trovano anche nemmeno i rifugi perché sono tutto strapieno qui al sud, soprattutto Khan Yunis, perché non ci sono rifugi in più e l'UNRWA ha già fatto pieno e ha scritto su tutte praticamente i posti sono strapieni perché è un ufficio, ci sono le scuole, poi ogni scuola ci sono dentro, stanno 5.000, ci sono le scuole, 8.000 persone, una situazione drammatica, anche con questo freddo, con la pioggia e anche con la mancanza ancora di farina, generi alimentari, pane, ci manca tutto e c'è anche per scaldarsi, la gente non si trovano nemmeno il gas. Tanta gente non cucina più perché non c'è il gas o non ce l'hanno niente da cucinare. Situazione gravissima e hanno cominciato anche a tagliare degli alberi per usarli per fare la legna per accendere il fuoco. E si parlano oggi di una tregua, ma speriamo che, perché sono da una settimana oggi, domani Israele accetta Hamas no, poi Hamas accetta Israele di no, una situazione sempre più drammatica e soprattutto anche nell'ospedale di Khan Yunis, l'ospedale di Nasser mancano ancora tanti strumenti, medicine, ci sarà strafollato. Non ci sono più posti nemmeno per i feriti perché sono già pieno anche nei corridoi che mettono i feriti
E ieri hanno cominciato a montare un ospedale di campo che è arrivato dalla Giordania, speriamo, lì vicino Rafah. Speriamo che questo ospedale di campo allentare praticamente lo sfollamento dell'altro ospedale, però ci sono già distrutti finora più di 45 ospedali sono fuori uso, ci sono tante altre cliniche fuori uso, speriamo che ci entreranno altri ospedali di campo per almeno trovare un posto a quella gente ferita che stanno nei corridoi dell'ospedale. Ecco, abbiamo sentito Sami Abu Omar che ci ha raccontato un pochino, sempre triste ovviamente, però un po' più disteso, no? Degli altri messaggi. Un barlume di Sì, speranza. esatto. Va bene, noi chiudiamo qui, andiamo con la nostra bella sigletta finale, se parte, si parte. Sì, parte. Si parte, Perché no? partiamo anche noi con la nostra mongolfiera, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, ci siamo martedì prossimo, Certo, ci staremo assolutamente. e buon viaggio a tutti e buona settimana. Grazie a tutti, ciao. Ciao alberi autoctoni e alberi alieni.